Buonasera a tutti. Allora, la presentazione l'ha già fatta lui. Sono un buon funzionario del Corpo Forestale regionale da una vita ormai, quasi prossimo alla pensione, spererei, in realtà no. E ho girato un po' tutti gli uffici, nel senso che non sono friulano, vengo da Verona, sono alla fine degli anni 80 a Pordenone all'ispettorato, dove sono stato funzionario per una quindicina d'anni, poi sono diventato dirigente e lì ho cominciato un po' di diaspora per varie ragioni. Ho fatto 4-5 anni all'ispettorato a Pordenone, poi ho fatto 3 anni all'ispettorato di Tolmezzo, poi ho fatto 5 anni nella sede centrale qui a Udine, prima al servizio del Corpo Forestale, poi al servizio foreste del Corpo Forestale, poi sono stato 3 anni a Trieste e Gorizia all'ispettorato, poi 2 anni a Cafuso all'ispettorato di Trieste e Gorizia con Udine, e poi finalmente l'hanno riseparato, sono da 2 anni, 1 anno e mezzo all'ispettorato di Udine. Quando mi è stato proposto il tema, appunto, mi è stato detto di fare una presentazione relativa ai boschi e un po' all'evoluzione dei boschi in Friuli Venezia Giulia. Io ho girato un po' invece l'argomento chiedendo appunto la disponibilità degli organizzatori della SAF e vorrei cercare di fare una presentazione in cui ti do alcune indicazioni, da una parte su quali sono le valutazioni che vengono fatte quando si fa una gestione forestale sostenibile, cosa vuol dire fare la gestione forestale sostenibile, parola di cui la sostenibilità ci sentiamo tanto parlare in giro, ma non sempre è reale la sostenibilità di cui tutti parlano, e anche farvi vedere poi alcuni aspetti legati nell'ambito di questo a quali valutazioni fa il tecnico forestale, che sia del corpo forestale o che sia del tecnico professionista, chiunque si occupa di gestione del bosco, quando ha davanti una pianta e deve scegliere se farla tagliare o no. Quali valutazioni vengono fatte? Una parte un po' più tecnica, ma con varie foto che spero che scorreremo abbastanza velocemente. E poi una parte finale che riguarda la biodiversità. Cos'è la biodiversità, ma soprattutto come si riesce a mantenere o, se possibile, ad aumentare la biodiversità all'interno della gestione forestale. Questo è un po' il mio programma, sono parecchie diapositive, però in qualche caso, perché non siete stufi, me lo fate capire e taglieremo in caso la cosa. Allora, l'idea mia era di fare, diciamo, 4 argomenti. Da una parte, appunto, come mi è stato accennato, un accenno alle foreste, poi dopo mi siedo che è più comodo, l'evoluzione delle foreste in Friuli Venezia Giulia, quali sono le funzioni del bosco, poi una parte relativa alla gestione forestale sostenibile e quali sono le attività e i criteri di scelta delle piante da tagliare o da mantenere nella gestione forestale, e poi una parte sulla tutela della biodiversità. Allora, brevissimo cenno storico per andare un po' anche in linea con quello che mi è stato chiesto. Vabbè, come si sono evolute le foreste in Friuli Venezia Giulia? Abbiamo avuto, il periodo delle glaciazioni, ve le faccio vedere prima 4, poi le commentiamo un attimo. Periodo delle glaciazioni, avevamo praticamente 3/4 del Friuli, tranne la parte, diciamo, della bassa pianura e della costa coperta dai ghiacci, quindi il bosco era limitato nelle zone costiere o nella bassa pianura. Poi con la fine delle glaciazioni nel Neolitico praticamente tutta la regione era coperta da alberi, tranne i conoidi che già allora si vedevano, diciamo, della cellina meluna e del tagliamento. In età romana con la centuriazione è stato, diciamo, aumentata, tagliato praticamente quasi tutto il bosco nelle zone di pianura, e quindi il bosco è la parte verde che rimane nella parte alta. Con l'epoca del Medioevo e quindi la riduzione della popolazione è aumentato il bosco anche nella parte, diciamo più bassa verso la zona costiera. E poi le ultime due, diciamo, nell'epoca di Venezia, dei patriarchi, Aquileia e così via, praticamente in pianura non c'erano quasi più boschi, ci sono solo i piccoli elenchi di boschi planiziali, perché il bosco è stato distrutto, diciamo, per fare attività agricola, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove in pianura praticamente non c'è quasi niente, ci sono i pochi boschi planiziali che sono protetti, e poi invece nelle zone collinari, montane e montane, il bosco ha una grande presenza. Intanto c'è da dire che in Friuli Venezia Giulia la superficie forestale è aumentata negli ultimi decenni di molto. Vi faccio vedere un dato, si vede meglio con un dato, diciamo, con un istogramma. Io sono degli anni 60, quando sono nato in Friuli Venezia Giulia c'erano 165.000 ettari di bosco, che corrispondono al 21% della superficie, diciamo, territoriale della regione. E
poi questo trend è andato in aumento fino a che negli ultimi dati dell'inventario forestale che è stato fatto nel 2015 e negli anni successivi danno circa 330.000, 325.000, 330.000 ettari di bosco, che sono il 41%. Questo vuol dire che nell'epoca della nostra vita, tranne i più giovani, ma diciamo più o meno della nostra vita, il bosco in Friuli Venezia Giulia è raddoppiato. Frutto della capacità dell'uomo? No, frutto del fatto che l'uomo ha abbandonato i terreni montani e quindi la natura riprende i suoi spazi, ovviamente. Vi faccio vedere, questa è un po' una cartina molto piccola, ma mi interessa far vedere solo i colori di com'è la divisione, diciamo, delle principali tipologie forestali in Friuli Venezia Giulia. Si vedono due colori prevalenti, quello verdino chiaro che è questo, che sono tutte le pinete, e quello rossiccio che sono invece le faggete, e poi ci sono gli altri tipi di bosco. Può essere interessante vedere che molti di questi boschi adesso fanno parte dell'area Natura 2000. Queste sono le zone Natura 2000, quelle più scure sono le ZPS, quelle un po' più chiare sono le ZSC, le zone speciali di conservazione, e di fatto molti di questi boschi nell'arco alpino, tutti quelli di pianura, si vedono tutti questi piccoli lembi che rimasti qua sotto, sono tutelati dalla rete Natura 2000. Ok, passiamo adesso alle funzioni del bosco, che qua diciamo, cercherò di illustrare con delle foto ognuna di queste funzioni. Beh, intanto la prima cosa da dire è che il bosco è un sistema naturale che offre una vasta gamma di beni e di servizi, che adesso vengono chiamati servizi ecosistemici, e che la maggior parte di questi però non sono traducibili in un bene monetario. Chi è proprietario di un bosco, se lo taglia e vende il legname e ricava qualcosa, ma il fatto che ci sia un sentiero del CAI che passa all'interno con la gente che lo frequenta, il fatto che ci sia la gente che va a raccogliere i funghi, il fatto che ci sia la gente che magari va a caccia o cose del genere, tutte queste cose qua sono beni e servizi immateriali che il bosco ci dà, ma che ci dà di fatto e senza avere un corrispettivo finanziario. E poi vedremo cosa vuol dire questo. Alcuni di questi benefici si hanno già solo perché c'è il bosco, come si diceva prima, camminare, la mitigazione del clima, poi li vedremo uno per uno. Altri invece si hanno solo se si interagisce con il bosco, ad esempio se si vuole avere del legname o si tagliano le piante o si raccolgono le piante cadute, o se no evidentemente il bene non si può avere senza un'interazione diretta con l'uomo. L'altra cosa come premessa è che non tutti i benefici che i boschi ci danno possono essere ricavabili nello stesso momento e con la stessa intensità. Ci sono boschi che hanno delle funzioni prevalenti, altri boschi che hanno altre funzioni prevalenti. La volontà è quella di cercare di mantenere quella che si chiama multifunzionalità, vedremo poi il concetto, però in qualche caso invece questa cosa non si riesce a fare, bisogna orientarsi più verso una finalità rispetto ad un'altra. Dobbiamo cercare però, ripeto, di mantenere il più possibile questa multifunzionalità. E poi l'ultima cosa come premessa è che l'uomo può in certi casi interagire con il bosco per avere alcuni di questi servizi ritenuti prioritari, ma quello che è importante è che non ostacoli la potenzialità che ha il bosco di fornire tutti i beni e servizi che la società ci richiede, beni che tra l'altro cambiano nel tempo. Io sono un appassionato di libri antichi forestali, diciamo che mi sono procurato in molti casi, i libri del fine Settecento o dell'Ottocento parlavano delle problematiche delle colline nude, delle montagne che venivano giù e che quindi bisognava rimboschire. Praticamente fino all'inizio del Novecento la cosa principale dei libri forestali era rimboschiamo, perché siamo con una produzione di legna scarsa, non abbiamo legna da ardere, eccetera, eccetera. Solo dopo, diciamo, dall'inizio del Novecento, dopo la Prima Guerra Mondiale, iniziano a esserci delle attenzioni diverse al bosco per varie ragioni. Allora, vediamo quali sono le principali funzioni del bosco. Anche qua, diciamo, vado abbastanza veloce perché sono concetti semplici, però casomai dopo, se avete bisogno di qualche spiegazione, se sono in grado, la faccio volentieri, ovviamente. La prima è classico, è il legno. Non sono messe in ordine di importanza, l'ho messo giù come mi venivano, quindi non c'è una gerarchia, ma è chiaro che, diciamo, dal bosco si ricava il legno e i suoi derivati. Il legno è una materia prima e la legna cosiddetta da opera serve per fare tutto, dal tavolo alle porte, agli armadi, palerie e così via. Poi ci sono anche altri prodotti che si possono ricavare dal legno, che sono delle sostanze tipo i tannini, le resine, la cellulosa e così via, che sono tutti beni che si possono ottenere dal bosco. Qua si vedono due esempi di tronchi tagliati in aree dove si vede che comunque il bosco è assolutamente rimasto.
Questi legname si può ricavare anche da impianti artificiali che l'uomo fa spesso in pianura, che si chiamano arboricoltura da legno da una parte o piopicoltura dall'altra. Faccio vedere due esempi. Quello di sinistra è un impianto di arboricoltura, ci sono delle piante messe giù dall'uomo con specie diverse e che, trattate in una certa maniera, a maturità potranno dare del legname oltre alle altre funzioni del bosco. Quello invece a destra è il classico piopetto con tutti gli alberi schierati in fila come dei soldatini. Quindi la prima funzione è la funzione di produzione. La seconda funzione è la funzione di energia. Il bosco, gli alberi accumulano energia attraverso il processo della fotosintesi, accumulano quindi energia solare, la immagazzinano nel legno e poi diciamo hanno due destini: o la pianta cade, si degrada e quindi viene decomposta come sostanza organica. Questo è un esempio, una pianta adulta che è caduta in una riserva naturale e che rimane lì, e quindi l'energia accumulata diventerà materia per i piccoli microrganismi e così via, oppure viene utilizzata come legna da albero per scaldare i caminetti, le stufe, gli impianti a biomasse e così via. C'è una certa discussione se sia ecologico bruciare legname anche ai fini del cambiamento climatico, dell'anidride carbonica, però bisogna considerare sempre, al di là degli aspetti legati all'inquinamento dell'aria, alle polveri sottili, che possono essere un problema, soprattutto se le centrali, i camini eccetera non sono efficienti, efficaci, però c'è da dire che appunto che bruciare legname riduce l'utilizzo di combustibili fossili, quindi comunque ai fini dell'anidride carbonica è un aspetto positivo, quindi non altera i cicli del carbonio. Anche se è ovvio che è meglio, quello che viene chiamato adesso, fare un approccio a cascata, cioè si utilizza il legname per fare porte, tavoli, travi, eccetera, finita la sua ciclo e quindi rimane immagazzinato per anni, decenni o secoli a seconda del tipo di materiale. Quando ha finito la sua funzione lo si brucia e quindi si fa un approccio di questo genere, quindi non si butta via niente. Terza funzione che si può avere dal bosco sono i prodotti non legnosi, sono tanti. Penso che chiunque di voi sia andato almeno una volta nella vita a raccogliere i piccoli frutti, a raccogliere i funghi, le castagne, i tartufi, i germogli e così via. Quindi sono tutte cose che si trovano all'interno dei boschi. Anche la fauna, per quanto possa piacere o non piacere, la fauna selvatica vive spesso dentro del bosco e quindi è uno degli ambienti in cui il cacciatore tende ad andare per recuperare certi animali. Qua vi faccio vedere alcuni esempi: funghi, castagne e un cervo. Altra funzione, questa è molto particolare, diciamo, è la funzione protettiva, la protezione diretta o indiretta, a seconda se la protezione sia fatta su manufatti, su vie di comunicazione, ferrovie, eccetera, oppure se è fatta per il bosco stesso. Il bosco, soprattutto in montagna, svolge questa funzione di protezione, in realtà ne svolge più di una funzione. Vi faccio vedere qualche esempio. Da una parte trattiene o frena la caduta dei massi o anche di altri corpi. Ho scritto altri corpi perché avevo messo una foto, qua si intravede, c'è un larice sopra un lago con un sassone che gli è caduto giusto a fianco. Qui un pino silvestre che addirittura si è piegato per il peso di questo masso che ha fermato. Una pianta che tende addirittura a frenare un sasso con le sue radici, sembra quasi un uomo che ha aggrappato, che tiene la pianta. E poi, questa cosa mi aveva incuriosito, era un bosco in Francia, sopra la strada napoleonica che va da Grenoble verso sud, Digione e così via. Evidentemente qualcuno si era divertito a buttare una gomma di trattore e fatalità era finita giusto in mezzo. Anche questo, diciamo, per quanto anomalo, è una funzione di protezione. Poi riduce il pericolo di frane, questo è evidente, ci sono anche qua un paio di foto. Qua si vede una pianta che praticamente è abbarbicata su un precipizio, prima o poi ovviamente crollerà per una legge fisica, però intanto sta facendo la sua funzione di trattenere tutta questa parte. Altri esempi di radici che trattengono il suolo, radici di nuovo che trattengono il suolo, e questo è quello che può succedere. Questa qua è una zona, è successo nel Pordenonese, sono cadute alcune piante in alto qua, ed è tenuto giù praticamente il versante e ha comportato dei lavori di ricostituzione piuttosto onerosi per ricostituire il versante in attesa che venisse poi di fatto ricoperto dalla vegetazione erbacea o arborea. Poi il bosco diminuisce la possibilità di distacco delle valanghe e ne frena la discesa, ma solo in certi casi. Anche qua vi faccio vedere un esempio. Il bosco bandito di Grappa è famoso per tutti perché è una protezione non solo dalle valanghe ma anche dalla caduta massi.
Questo è un altro bosco bandito che c'è sempre in Carnia a Cleuris. Bosco bandito vuol dire che da secoli non si deve tagliarlo per la funzione di protezione che ha. E qui si vede chiaramente che il bosco ha una funzione di protezione, ma fino a un certo punto. Qua c'è una nicchia di distacco di valanghe, si vedono che i due boschi laterali sono più evoluti, qua in mezzo nel canalone, evidentemente qualche anno, decennio fa, è venuta giù una valanga e si sta ricostituendo l'area boscata, perché il bosco trattiene la neve prima che parta, ma quando poi parte la valanga non può chiaramente fermarla se è una valanga di quelle, diciamo, consistenti. Limita l'azione della pioggia, come in questi giorni, basta anche vedere non solo il bosco ma anche gli alberi che ci sono qua fuori, e quindi riduce l'erosione grazie alla capacità delle radici di trattenere il terreno. Poi, sempre legato a questo, il bosco riduce il deflusso dell'acqua piovana. Il terreno forestale è più poroso, quindi l'acqua che cade in un bosco rimane nel terreno più tempo e quindi scorre via meno veloce rispetto a quella che cade su un terreno cementato, asfaltato, così via. Questo riduce il fatto che la velocità dell'acqua vada poi a finire verso i fiumi, i torrenti, i fiumi, poi verso il mare, e quindi riduce i flussi delle piene. Quindi una zona che è boscata ha una minore intensità di pioggia, a parità di pioggia caduta, e quindi minore problemi legati ai picchi di piena. E quindi chiaramente alle alluvioni, basta vedere quello che sta succedendo anche in questi giorni. Qua si vede un esempio di un bosco, di un torrente che è coperto praticamente dal bosco, quasi totalmente, e poi invece in qualche altro caso dove il bosco non è riuscito a trattenere e l'acqua è uscita e ha creato evidentemente le cose che conosciamo. C'è un rovescio della medaglia, nel senso che poi le piante quando cadono fanno un effetto barriera, questa è una delle foto che ho trovato, ma anche nei ponti eccetera eccetera, quindi la caduta delle piante portate poi dai corsi d'acqua può creare, ostacolare il deflusso delle piene, quindi non sempre l'azione può essere positiva e bisogna intervenire Questo era un tronco che è caduto di traverso, era un castagneto, per cui il bosco di castagno tende a degradarsi facilmente in alcuni casi per varie ragioni che non stiamo a vedere, e si era accumulato in tutta questa ramaglia. È chiaro che nel momento in cui questo qui non tiene più, andrà tutto a valle, e quindi se ci sono a valle degli ostacoli e delle attività dell'uomo possono esserci dei problemi. Poi il bosco migliora il clima locale. Come fa? Penso che sia una cosa che tutti abbiamo provato. In bosco si sta più freschi d'estate e si sta leggermente più caldi d'inverno, cioè si mitigano i picchi climatici. L'escursione termica quindi sia di giorno sia durante le stagioni è minore. Il bosco ha un'azione frangivento, quindi riduce la velocità del vento, e accresce anche l'umidità atmosferica nel bosco, dipende se c'è più umido rispetto a fuori. Un paio di esempi, qui si vedono, diciamo, le azioni del sole e così via. Grazie anche a questa azione il bosco ha una funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici di cui si sente parlare sempre di più, visto quello che stiamo vivendo, perché come l'abbiamo già detto prima, immagazzina l'anidride carbonica che c'è nell'atmosfera, che è uno dei responsabili del riscaldamento globale che c'è, e produce ossigeno come scarto, quindi dal nostro punto di vista è la macchina ideale, ci toglie l'anidride carbonica, che è quella che ci crea problemi, e ci dà ossigeno, che è quello con cui, diciamo, bene o male respiriamo e viviamo. Attenua i rumori, spesso si fanno delle barriere non solo frangiventi, ma anche rumori fatti con le piante, le siepi, gli alberi, dove ci sono magari vicino all'autostrada, vicino alla ferrovia, e migliora la qualità dell'aria perché filtra. Tutta evidenza il fatto che le prime piante, ad esempio, che ci sono lungo il mare, filtrano l'aerosol marino, magari tendono a risettirsi o a vivere male, e invece quelle all'interno, diciamo, stanno meglio proprio perché c'è un filtro a monte. Questi sono un paio di esempi di attività, diciamo, di filtraggio del bosco. Poi, altra funzione, il bosco ha una grande funzione sotto l'aspetto turistico, delle attività ricreative e anche delle attività, diciamo, della salute. È il classico posto dove ci si va per ritemprare lo spirito, eccetera, eccetera. Il CAI si è molto impegnato ultimamente sulle funzioni della cosiddetta terapia forestale, cioè delle attività per le quali si va nel bosco e si fanno anche, diciamo, si ottengono dei vantaggi anche sotto l'aspetto proprio del benessere, non solo psichico ma anche fisico, soprattutto per certi soggetti, gli asmatici e così via.
E poi tutte le altre attività sportive collaterali spesso aiutano la popolazione che vive vicino ai boschi ad avere, diciamo, quantomeno un reddito in montagna che altrimenti in altri casi, se non ci fossero le aree boscate, non si riuscirebbe ad avere. Faccio vedere alcuni esempi, come delle piante monumentali, un bosco misto. E poi questo è un esempio, non so quanto sia rilassante andare in un posto del genere. Questo è il Cansiglio Veneto. Durante l'estate, se voi andate al Cansiglio il sabato e la domenica, o andate alle 8 della mattina per trovarvi uno spazio, questa è un'area picnic gestita non dal Friuli ma da Veneto Agricoltura, e lì di fatto già dalle 8 del mattino tutti i tavoli sono pieni, gente che fa le grigliate, eccetera, eccetera. Diciamo comunque è una delle funzioni, diciamo, ricreative del bosco. Poi il bosco è una componente fondamentale del paesaggio. Immaginate cosa avrebbero le nostre città senza gli alberi, le nostre montagne, le colline e così via. Il bosco, come in certi casi, in aree soprattutto condizionate dalla presenza dell'uomo, è un elemento che tutela il paesaggio. Vi faccio vedere alcuni esempi. Sono paesaggi artificiali di fatto. Questo è un esempio di boschi di faggio nella parte sommitale dei pascoli, quindi è chiaro che questo limite qua è un limite che ha fatto l'uomo per recuperare i terreni al pascolo. Questa è una foto fatta in Alto Adige con il Maso e così via. E poi l'ultima foto, questo è un esempio del lago di Bordaglia. Pensate cosa potrebbe essere questa immagine se non ci fossero le piante. Sarebbe un'altra cosa, non dico più bello o più brutta, però sicuramente il bosco in questo caso, l'ariceto invernale con l'abete rosso e così via, è una componente, diciamo, del paesaggio. L'altra cosa ancora, il bosco, abbiamo detto prima, aiuta la diversità biologica e la protezione di habitat. Ci sono specie animali o vegetali che vivono solo all'interno delle aree boscate o nelle radure, parleremo dopo delle radure, anche specie rare che sono a rischio di estinzione, quindi se togliamo il bosco certe specie non ci sarebbero. E ogni bosco ha una complessità, una variabilità notevole che gli consente anche più e vario di sopportare quelli che sono, diciamo, gli stress climatici, purché non siano troppo forti. Ho scritto l'esempio alla fine nella parentesi. Se c'è una tempesta improvvisa e violenta come quella di Baia di qualche anno fa, il bosco non può fare niente. Quando arriva, come una valanga forte, eccetera, può solo cadere. Ci sono alcuni esempi. Questo può essere un esempio di curiosità. È una stessa pianta con un nido di picchio, in questo caso un picchio nero, e l'anno dopo dentro nella stessa pianta il picchio se n'era andato e era arrivata una civetta che faceva capolino. Quindi vedremo poi dopo l'importanza di queste piante. Questo per quanto riguarda, diciamo, in generale, in maniera molto veloce, le funzioni, diciamo, del bosco. Da questo ricaviamo la seconda parte che riguarda cos'è la gestione forestale sostenibile. La prima cosa che c'è da dire è che se noi facciamo silvicoltura, cioè gestione forestale, la facciamo perché abbiamo bisogno del bosco, perché il bosco non ha bisogno di noi. I boschi vanno avanti da soli, con i loro ritmi e con le loro anche perturbazioni, violente o non violente, come vaia, però se non avessimo bisogno di beni, servizi e ecosistemi del bosco, il bosco potrebbe stare tranquillo e andare avanti. Quindi siamo noi che abbiamo bisogno di boschi sani, produttivi per legname ma anche per altre cose, e ricchi di vita ai vari livelli dell'ecosistema. Per questo è il motivo per cui, dove è possibile, facciamo gestione forestale. Dove non è possibile, la gestione forestale non si fa e non deve essere fatta. Il compito di una gestione forestale sostenibile è quello di trattare ogni bosco in modo che possa assolvere, come dicevamo all'inizio, tutte le molteplici funzioni che la società gli chiede nella maniera migliore possibile. Poi vedremo cosa vuol dire anche questo. Allora, qua sono due slide, ma che faccio, sono le uniche due citazioni di norme che faccio, ma che, diciamo, riteniamo opportuno poi appunto in ogni caso lasciare. Ora, la prima è che la legge forestale dice che è sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste fatte in armonia con le varie risoluzioni europee, eccetera, eccetera, secondo i principi della silvicoltura cosiddetta naturalistica o prossima alla natura o vicina alla natura, che dir si voglia. E cos'è la silvicoltura naturalistica? È quella gestione del bosco che si caratterizza per un tasso di prelievo del legname, dove il prelievo può essere fatto, tale da comunque da consentire
una perturbazione la più ridotta possibile, quindi mantenere la biodiversità, mantenere le funzioni di rinnovazione, la produttività, la vitalità e tutte le altre funzioni che noi dobbiamo chiedere al bosco. Collegata a questo, c'è la norma, c'è invece il principio appunto della multifunzionalità di cui parlavo prima, dove viene detto che è opportuno che i boschi hanno molteplici funzioni, che se noi cerchiamo di gestire i boschi cerchiamo di mantenere il più possibile tutte le funzioni che il bosco può assolvere. A seconda del tipo dove siamo, ci saranno boschi che hanno una funzione produttiva maggiore, altri una funzione protettiva, altri una funzione naturalistica, ma l'importante è che siano mantenute il più possibile queste funzioni. Questo principio sulla multifunzionalità adesso è piuttosto discusso, perché mentre prima noi intendo il mondo forestale, puntava molto sulla multifunzionalità, adesso c'è una corrente di pensiero a livello internazionale che dice no, separiamo le due cose. Faccio vedere il film, cioè segreghiamo da una parte o integriamo dall'altra. Segregare vuol dire da una parte avere foreste naturali che praticamente non vengono gestite, lasciate alla loro evoluzione. Però, siccome ci saranno i beni e servizi del bosco, dall'altra abbiamo delle piantagioni dove tagliamo e recuperiamo la legna e tutto quello che ci serve dal bosco. Quindi una cosa super naturalistica e una cosa super, gestita in maniera agronomica, quasi che fosse un campo di mais, solo con dei tempi molto più lunghi. Ci sono alcuni paesi nel mondo che stanno adottando questa politica. Il più spinto di tutti è la Nuova Zelanda, dove praticamente non gestisce le sue foreste, ma è uno dei più grossi produttori di legname perché utilizza delle piantagioni di pino, radiata, di altre cose che utilizza come se fossero dei campi di mais, solo che invece di recuperare il mais ogni anno ci mette 30-40 anni, ma in maniera molto spinta, pesticidi e così via. Quindi c'è proprio una segregazione tra le due. La via di mezzo è invece integrare tutte queste funzioni come una selvicoltura che sia appunto il più possibile naturalistica, dove ci possono essere le varie funzioni con l'erogazione dei beni e dei servizi ecosistemici, ma con la tutela della natura e della biodiversità. Altro esempio, una foresta naturale con tutti i suoi cicli, le piante morte, le piante che ricrescono e cose varie, una foresta coltivata con un approccio orientato alla produzione, piante tutte uguali, della stessa età e così via. Quando raggiungo la maturità le taglio tutte, pianto delle piante nuove, aspetto il ciclo successivo, qua ci sono delle conifere da una parte e delle latifoglie dall'altra, e l'approccio invece intermedio che è avere dei boschi misti dove si cerca di mantenere una naturalità per quanto possibile pur intervenendo, e poi vedremo anche qua come si può fare. Ok, altri due concetti: che qualunque scelta che noi dobbiamo fare per intervenire nel bosco, anche non intervenire è una scelta. Si decide che certe aree, i boschi vetusti di cui parlava Marovè e cose del genere, devono essere mantenuti per varie ragioni. Deve avere comunque, qualunque scelta facciamo, delle funzioni, dei presupposti scientifici ed ecologici adeguati. Cioè non possiamo dire io qua non faccio niente perché mi gira, o viceversa io qua taglio tutto perché mi gira. Dobbiamo fare degli studi, avere delle valutazioni, c'è una pianificazione forestale per capire dove si può intervenire e perché, o dove non si deve intervenire. Va anche detto che la stabilità dei boschi e quindi la stabilità che c'è in natura non si identifica con la stabilità che noi siamo abituati ad avere. Faccio vedere due esempi, tre anzi. A sinistra e a destra ci sono due boschi naturali, uno è un bosco, addirittura è un bosco stranissimo con dei cloni di pioppo lasciati abbandonati, non è in Italia comunque, con le piante che cadono, vengono lasciate stare. Lo stesso qua è una pianta rovesciata, una pianta secca in fondo e così via, e in mezzo c'è una foto fatta in Cansiglio. Se uno decide di andare a camminare, probabilmente gli piace di più quello in mezzo perché il bosco è arioso e tutto sembrerebbe ben curato e così via, ma sicuramente dei tre è il meno naturale perché c'è un'attività dell'uomo che dura da secoli. Nel caso del Cansiglio, prima della Repubblica di Venezia, che aveva tutelato quelle zone perché faceva i remi delle galere prendendole lì in Cansiglio. Un concetto da dire è che la selvicoltura, quindi le pratiche selvicolturali, possono essere artefici di una buona gestione forestale, ma invece se sono sbagliate possono creare dei danni, ovviamente. Vi faccio vedere un paio di esempi. Questo è un caso, è un piccolo taglio fatto una buchetta con delle piante che si vedono ancora adesso in un metro in un bosco per articolare meglio il bosco stesso.
un trattore che porta fuori, una macchina speciale come ci sono adesso, però ci sono esempi anche come questo. Questa qua è fatta da noi in Carnia, una ditta che è intervenuta e che evidentemente doveva tagliare un certo tipo di piante e ha lasciato il bosco in questa maniera, ha tirato via praticamente tutte le piante che erano utili, lasciandone solo qualcuna, ha lasciato un sacco di ramaglia per terra e così via, quindi è chiaro che questa non è una gestione sostenibile dal nostro punto di vista. Vi faccio vedere un altro esempio, non è italiano, preciso, siamo in un parco nazionale qua in Scozia. Il gestore del parco, cioè l'ente parco, ha deciso di far fuori tutto il bosco a strisce, a tratti, perché è un bosco fatto con un abete americano e vogliono rinaturalizzarlo. Per fare questo sono intervenuti con dei macchinari, lo si capisce perché si vede che le piante sono tutte messe in ordine, perché entrano dentro con un sistema che si chiama un processore, taglia le piante, poi le mette in parte, poi arriva un altro che le raccoglie una per una e le porta via. Altro esempio, qui dove si vede che di fatto hanno fatto un taglio raso di tutto, e quindi qua cambia il paesaggio, cambia l'ambiente, cambia tutto, e quindi qua non si può certo dire che siamo in una gestione forestale sostenibile. Quindi la frase che ho scritto prima la giro nell'altro senso: se un adeguato intervento di gestione forestale permette di ricostituire o di gestire dei boschi, invece gli interventi fatti male sono dei danni che vengono fatti all'ambiente, al paesaggio, alla natura in senso lato. Quindi bisogna fare degli interventi solo dove sono utili, non serve, e dove c'è una pianificazione a monte che dice puntiamo ad avere questo risultato. E dall'altra parte fare anche solo quello che è strettamente indispensabile per il bosco, perché se facciamo delle cose in più o sono costose, o sono inutili, o sono dannose, non ci sono terze vie. Ultima cosa per quanto riguarda la silvicoltura, si tende, se per quanto possibile, a gestire dei boschi irregolari, lo vediamo dopo meglio, quindi gestire la qualità degli alberi e utilizzare la silvicoltura come strumento per raggiungere determinati fini, non perché in quanto tale sia una cosa regolare sempre. Passiamo adesso alla terza parte, che riguarda la quarta, sarà più veloce perché saranno solo delle foto quasi. Quali sono i criteri di scelta che si possono fare nella gestione forestale? Qua scorro tutto subito. Ho cercato di raccogliere per quale motivo un tecnico forestale davanti a una pianta, a una serie di piante, può fare delle valutazioni sul perché tagliare le piante o viceversa perché non tagliarle. Ho cercato di farvi degli esempi se ci riesco. Alcune di queste cose sono una speculare all'altra, voi vedete, non so, ci sono alcune cose, c'è scritto accoglienza di qua, cioè io taglio un bosco per accoglienza di qualcos'altro che vedremo, e viceversa qua mantengo un bosco per accoglienza. Quindi, allora partiamo dal perché si possa tagliare un albero. Poi la prima è una questione di miglioramento, cioè io cerco di fare un diradamento per tenermi le piante belle e tiro via le piante brutte per favorire le piante più belle. O perché disturbo lo sviluppo della chioma, o perché rischia di far morire i rami quando non serve. Vi faccio vedere due esempi. Qui abbiamo alcune piante, io voglio favorire questa pianta qua con la freccia azzurra e quindi tiro via quella a fianco perché è una pianta che è più brutta e così via, e favorisco questa come ramificazione. Altri esempi, una pianta che va su dritta contro una che invece va su tutta storta. Lo stesso qua sotto, una pianta che va su dritta con una invece che parte storta dalla parte di là. Seconda possibilità, taglio un albero a favore della rinnovazione, quindi voglio o aiutare un albero giovane perché cresca meglio, è la rinnovazione del bosco, oppure per aiuto delle piante giovani che devono essere, che sono già presenti, oppure voglio favorire, fare un'apertura per avere la rinnovazione che interviene. Di solito da noi la rinnovazione dei boschi è naturale, cioè noi non andiamo a piantare le piante, salvo quando ci sono i disastri di vaia o del postrico adesso, che allora in qualche caso si deve cercare di rimboschire. Alcuni esempi: questo è un bosco di faggio, qua sotto non si vede bene ma c'è tutta una rinnovazione di faggio, e quindi uno dice, arrivato a un certo punto tiro via le piante del ciclo precedente e lascio crescere i bambini, tra virgolette. Lo stesso qua, rinnovazione sotto, tiro via le due piante che ci sono. Terzo esempio, qua siamo su un margine, c'è la rinnovazione che si è già creata, voglio cercare che si spinga un po' all'interno e quindi tiro via tutte le piante del margine, scusate, in maniera tale che la rinnovazione si sposti. Poi vedremo che però non è sempre così bello. E lo stesso qua, diciamo, c'è.
Questa è una curiosità, probabilmente è caduta una pigna di abete bianco che di solito dissemina senza che causano le pigne, e quindi tutte le piantine sono nate dalla pigna praticamente, quindi sono tutte ridotte. Poi, terzo motivo per cui tagliare un albero è per motivi sanitari, di salute. Cioè, se io rischio che questo albero si degradi prima che diventi adulto maturo, se il suo valore commerciale rischia di essere compromesso da cancri, attacchi fungini, deperienti, alcuni esempi: una pietra qua ha colpito questo albero, è chiaro che questo qua c'è un marciume che sta entrando, se io lo taglio da qui in su riesco a salvare il legname, se mi interessa il legname ovviamente. Se invece non lo taglio, questo qua probabilmente quando tornerò fra 15-20 anni nel bosco potrebbe essere o già caduto o marcio, quindi la funzione di produzione è persa. Altro esempio, una pianta di abete che ha avuto una botta, sta perdendo resina, e quindi in questo caso vuol dire che c'è una ferita che, se questa è la pianta che da cui io voglio produrre del legname, la taglio. Qua siamo in una zona vicino a una zona di frana, quindi sono disegnate le piante sul bordo della frana per evitare che poi crollino giù. Questo qua per una pianta che ha una serie di guasti alla base, e qua lo stesso una pianta che è una pianta biforcuta. Di solito nelle biforcazioni si creano dei marciumi, entrano dentro delle sostanze e così via, quindi è chiaro che se io voglio portare via del legname da questa pianta lo faccio adesso e non lo faccio fra 20 anni o 30 anni, quando qualcuno tornerà. Quarto esempio, la raccolta, cioè io voglio tagliare la pianta perché è diventata, come io, tra virgolette, in realtà non noi ma chi prima di noi è intervenuto, la voleva produrre. Vi faccio vedere due esempi. Questo esempio è un ciliegio, avrà 50-60 cm di diametro, un ciliegio isolato e così via. È diventata la pianta per la quale la produzione di chi ha gestito quel bosco voleva arrivare. Oppure un'altra pianta e altri qua, due esempi di abeti. Questo sarei io. Questa qua è la foto un po' tarocca, nel senso che in realtà questa è una riserva integrale che avevo visitato in Romania. Mi aveva impressionato questa pianta che sembra un palo telegrafico, era un unico olmo presente all'interno di un bosco di qualche migliaia di ettari di faggio. Ecco, se questa non fosse una riserva integrale dove non si deve fare nulla, una foresta semivergine, sperando che sia ancora rimasta tale, è chiaro che una pianta di questo genere fa la gioia di chiunque, proprietario terriero, forestale comunque, perché è una pianta per la quale si è voluto cercare la produzione. E poi, ancora altre due. L'accoglienza, questa vado piuttosto veloce perché è più facile farlo vedere, questa in realtà non si vede bene. Cerco di tagliare le piante che mi impediscono una visuale. Questa è una panchina, e chiaramente se le piante qua sono davanti alla panchina, poi ce n'è un'altra ancora. Se io voglio vedere il panorama per quale hanno messo la panchina e mi siedo lì, le piante che probabilmente non c'erano quando sono messe la panchina, perché non avrebbe senso fare una panchina davanti delle piante, sono cresciute. È chiaro che se voglio dare un panorama alla panchina le devo tagliare. Questo è un altro esempio, è il cervino, la pianta che è cresciuta da un parcheggio dove si vedeva bene il cervino, ed è chiaro che è diverso vedere il cervino con tutta la sua bellezza e maestosità senza la pianta davanti. Lo stesso succede per gli alberi monumentali, per piante monumentali, per le quali a volte si cerca di salvaguardare ovviamente l'albero monumentale e di tagliare le altre piante che gli crescono intorno, perché cercano di andare verso la chiome e lo rovinano, sotto l'aspetto. Questo è per esempio uno dei alberi monumentali che c'è a Timau, e è stato fatto un intervento per tagliare tutte le piante che c'erano sotto, che davano fastidio alla maestosità, anche alla visibilità della pianta. Poi, altre due motivazioni. Motivo di protezione: taglio un albero perché è instabile e comunque può cadere e creare rischi per l'incolumità. Qua si vede un esempio, due piante di traverso su un sentiero forestale, un'altra pianta di traverso su una passerella per la quale eri obbligato a passare da lì, quindi è chiaro che va tagliata. Oppure una pianta che era sul ciglio di una frana e che quindi prima che cada giù, che crei ulteriori dissesti, deve essere tagliata. Per finire questa parte, la pianta può essere tagliata anche perché magari sta chiudendo una nicchia ecologica che mi interessa preservare, una zona umida, una torbiera. Faccio un esempio: questa è una zona umida con una torbiera.
Se lasciate la libera evoluzione il bosco tende a entrare, crea come una pompa e porta via l'acqua, e quindi se si vuole mantenere la torbiera devo tagliare tutte le piante che sono sul bordo. E questo perché ci consentirà di far arrivare, di mantenere delle specie, comprese delle specie di fiori che in certe zone non ci sono. Oppure posso tagliare anche delle piante per favorire delle altre che sono delle specie che cosiddette minoritarie. Qui c'è un esempio. C'è una specie, in questo caso è un frassino, prima che arrivasse la malattia della calara, in mezzo a una faggeta. È chiaro che se voglio cercare di salvaguardare questo frassino, favorisco tagliando le specie che gli sono intorno, concorrenziali di un'altra specie. Ultima motivazione per tagliare un albero è per un'utilizzazione quando devo tagliare una pianta che non mi consente di tagliare la pianta che volevo tagliare. Anche qua si vede meglio dall'esempio. Se io ho una pianta come questa che devo tagliare, probabilmente se non taglio anche quella vicina non riuscirò a tirare via, perché sono i rami intimamente connessi. Un altro esempio ancora più chiaro: io volevo tirare via questa pianta qua, è chiaro che quell'altra è appoggiata sopra, io non posso tagliare quella pianta che se no mi casca in testa, quindi dovrò prima tagliare la pianta questa e poi tagliare la pianta che avevo, e ultimo tagliare delle piante per fare una strada forestale dove può essere fatta. Adesso passiamo invece all'altra fattispecie. Perché tenere una pianta? Vedete che alcune cose sono proprio specularmente opposte. Produzione è il contrario di prima. Ho delle piante che sono belle, che possono crescere ancora, è inutile tagliarle adesso, le tengo perché crescano di più e per avere quelle piante che abbiamo visto prima. Quindi sono degli esempi, sono delle piante che hanno dei diametri che sono grandi ma non sono ancora enormi. Oppure ho una pianta con della rinnovazione ma le piante dietro che sono ancora grandi, non ho nessun interesse a tagliarle e le mantengo perché hanno un valore che può aumentare nel tempo. Spesso qua si vede una rinnovazione con la pianta sotto ma che non è ancora necessario tagliare. Altro esempio, è questione di protezione. È speculare quello di prima, lascio perdere quello che ho scritto. Abbiamo una pianta, questa qua rovinata, che protegge però quest'altra pianta. Se io voglio mantenere questa pianta perché per il futuro voglio averla, tengo anche questa pianta qua perché ormai questa gli fa la protezione e mi consente, diciamo, di correre meno rischi per la sua salute, non prende colpi di sole, colpi di vento e così via. Questo è un altro esempio, sono due piante una attaccate all'altra vicino a una strada, qua si vede che c'è una ferita grossa che è caduta. Ormai la ferita questa l'ha fatta, se non mi crea problemi fitosanitari o altre cose, io tengo questa pianta che mi proteggerà quest'altra, perché se qua passano macchine, tronchi, quello che è, se tiro via questa adesso probabilmente quando andrò per vedere come sta quell'altra avrà dei danni anche l'altra. Quindi diciamo ne sacrifico una per mantenermi buona l'altra. Poi altra motivazione, educazione. Questa è una cosa un po' più tecnica. Io cerco di mantenere degli alberi vicini a quello che mi interessano perché lo educhino a crescere bene. Vi faccio vedere due esempi che si vede meglio. Questo è un bosco cieco, si fa un po' più fatica a capirlo, ma vi faccio vedere quello dopo. Qua ci sono delle piante piccole che però hanno intorno delle altre piante ancora più piccole che tendono a comprimerle. Quindi se non sono concorrenziali le tengo insieme perché così una spinge l'altra a crescere bene verso l'altra, è una sorta di spinta, diciamo. Lo stesso succede qua, abbiamo questa pianta che sta crescendo e ha delle piante intorno, queste due, che senza comprimerlo tendono a spingerla verso l'altro e a fare una chioma verso l'altro senza ostacolarlo. Se è un ostacolo torno a quello di prima, le taglio perché sono un diradamento. Se invece sono delle educatrici me le tengo buone perché così il bosco, diciamo, le piante che mi interessano crescono di più. Altro aspetto, perché mantenere una pianta sempre legata all'educazione: se io ho una pianta come questa che sta crescendo bene e a fianco ho questa che è brutta, se non è un ostacolo la mantengo proprio perché consente all'altra di crescere verso l'altra. C'è una concorrenza interna che, diciamo, è piuttosto spinta. Lo stesso qua, abbiamo la pianta che vogliamo mantenere, tutto il corredo delle piante intorno che non sono concorrenziali le mantengo perché così sono piante che riescono, diciamo, a educare la pianta che voglio, non butterà fuori i rami sotto e così via. Questa qua è uguale alle altre, non ve la faccio vedere. Poi, perché devo mantenere un albero? Per disseminazione. Sono alberi belli
che sono quelli, diciamo, che poi dissemineranno la rinnovazione futura. Come da noi, diciamo, più siamo belli, più i nostri figli tendenzialmente, se non siamo sfortunati, vengono belli, lo stesso succede per le piante, la genetica, diciamo, non fa scherzi. Quindi io lascio delle piante belle, perché sono quelle che devono rinnovare il bosco, a volte le lascio anche se sono rovinate. Questo è un faggio che aveva ricevuto delle ferite e così via, però era un faggio molto bello, e quindi ho la speranza o l'ipotesi almeno che da lui nascono delle piante, quindi le tengo perché disseminino, quindi mandino i semi negli anni successivi per poter curare, diciamo, di fatto e avere una rinnovazione bella. Altra motivazione per l'accoglienza, speculare a quelle che abbiamo visto prima, ma in questo caso le manteniamo, cioè sono le piante grosse di futuro, le specie rare che hanno forme strane, che sono alberi conosciuti dalla popolazione locale. C'è l'albero sacro, c'è l'albero dove c'era stato il poeta che era andato a declamare, ci sono una serie di alberi che sono poi quelli che diventano, non tutti ma molti, diventano alberi monumentali o che sono, diciamo, hanno la prospettiva di diventare monumentali. Faccio vedere alcuni esempi: piante con una forma contorta, piante strane. Questo era un carpino bianco che era cresciuto in mezzo a un carpino nero di forcuto, per cui si creava una cosa un po' particolare. Un larice triforcuto che era venuto fuori in questa maniera, un larice monumentale che si intravede in Val d'Aosta, che è in un posto tipico dove da una vita che viene considerato monumentale non solo per le dimensioni ma perché ha una vena d'acqua sotto, per cui lui a primavera butta fuori le foglie 20 giorni prima di tutto il laricetto intorno, e quindi una curiosità particolare, però ha anche una dimensione, diciamo, eccezionale. Alberi che hanno una conformazione della chioma molto particolare, in questo caso una quercia. Gli alberi dove si fa la foto sotto, questo qua in mezzo non si vede tanto bene, ma è Emilio Gottardo che verrà a parlarvi. Questo eravamo, non mi ricordo se in Alta Francia o nel Basso Belgio, perché abbiamo fatto un viaggio in queste due parti, e c'era una quercia enorme che era stata piantata dal conte, il padrone del bosco, quando era nato suo figlio nel 1750, non mi ricordo. E quindi una pianta che aveva 250 anni è il classico posto dove uno si fa la foto sotto per dire oh, che bello. Oppure piante che hanno forme strane, contorte come questa, vi faccio vedere altri esempi, per diversità. La pianta, in questo caso, per esempio, queste sono anche di nuovo sono delle querce, piante che hanno degradato ormai ma che hanno delle nicchie ecologiche molto importanti al loro interno, piante che stanno morendo, sono tutte piante che aiutano la diversità del bosco. Questo ve lo faccio vedere come esempio, non si vede molto bene, ma in questa pianta qua, nella terza, diciamo, quella più esterna, ci sono dei buchi di picchio, si intravedono. Chi ha segnato il bosco, ero in Trentino qua, ha segnato per tagliare le due piante esterne, ma invece ha lasciato quella lì perché butta giù una pianta dove ci sono dei nidi di picchio che poi abbiamo visto possono essere colonizzati da altri animali, è un danno, diciamo, un delitto. Questa è una curiosità, è una pianta faggio con delle costi fruttiferi particolari. La cosa ve la faccio vedere perché eravamo nell'inaugurazione di una passerella nel parco delle Dolomiti Friulane. La cosa che mi ha colpito è che era tutta gente come voi, cioè gente interessata e appassionata, all'andata ha fatto la foto. Quando sono tornato ho visto che qualcuno di questi ambientalisti, diciamo in senso lato, interessati all'ambiente, si era tirato via tutti i corpi fruttiferi, magari per farsi la mensolina in casa, quelle cose schifose, diciamo, molto kitsch, però evidentemente qualcuno. La cosa mi aveva colpito perché vedete qua ce n'erano 4 o 5 in quella da dietro, e poi tornando indietro era rimasta praticamente solo una che non è stata togliere, tutte le altre erano state tolte, come usiamo questo termine souvenir. L'ultima, si tengono le piante anche perché sono di rifugio per la flora, la fauna particolare. Anche qua si vedono gli esempi, una pianta con tutti carie e cose del genere, una pianta con delle specie rampicanti che crescono al loro interno, altre piante, diciamo, che sono coperte da specie che in autunno hanno dei colori particolari, una pianta coperta da edera fino all'inverosimile, le piante con il formicaio sotto, vecchie ceppaie con alte dove c'è, diciamo, molti insetti che crescono sotto. Questo è un esempio particolare, era un faggio dove all'interno dei tordi avevano fatto il nido. Quindi vi faccio vedere che si vedeva il nido. È chiaro che se io vado a tagliare quella pianta in quella stagione faccio un danno, non c'è poco da fare. Quindi l'attenzione del forestale, del tecnico forestale in senso lato, è quella di vedere anche questi aspetti. Altro esempio, una pianta con un nido di sparviere all'interno di un bosco di pino,
anche in questo caso se uno se ne accorge è un delitto tagliare questa pianta. E poi si tengono anche alberi con le chioma bassa, cioè non necessariamente monumentali, ma che possono essere utili come riparo per il cinghiale, il calocedrone e altre specie. Anche qua si vede un altro esempio. Chiudo questa parte con un esempio, non abbiamo il tempo di commentarlo, ma faccio vedere quali sono le nicchie che ci possono essere dentro un albero di un certo tipo. Quindi si vede dalla branca spezzata, il giro, diciamo, perché vedete il mouse voi non lo vedete, parto dall'alto a destra, dalla branca spezzata, scendendo le cavità dei picchi, l'edera, la linfa, lo scortecciamento, le cavità nei comporti radicali, le cavità di rosura alla base, dendroderma, che sono poi vediamo dopo, corpi fruttiferi, si arriva fino in cima. Sono tutte queste cose che riguardano degli habitat molto particolari. C'è una bellissima pubblicazione fatta a livello internazionale, c'è anche in italiano, che riguarda i tree microhabitats, poi ve la faccio vedere magari alla fine quando parliamo, che è una cosa che si può scaricare, che è molto interessante perché fa vedere quali sono tutte queste nicchie ecologiche che poi magari per noi sono un albero brutto, rotto o cose del genere. Una volta le ditte boschive, se non tagliavano queste piante, venivano sanzionate perché erano piante sprecate. Adesso viceversa vengono sanzionate se le tagliano. Mi ricordo un giorno discutevo con una ditta e mi diceva: dottor, 20 anni fa mi sanzionavate se la tagliavo, se non la tagliavo, adesso lei mi dice se la taglia ti sanziona. Poi vi faccio vedere comunque il riferimento perché potrebbe essere interessante, diciamo, scaricarla. Sono già le 7:30, quindi due concetti veloci e poi facciamo vedere solo le diapositive sulla biodiversità. Sappiamo cos'è in teoria la biodiversità, insieme di specie animali e vegetali che vivono nel nostro territorio. Io quando ho studiato nella prima metà degli anni 80 scienze forestali non ho mai sentito parlare di biodiversità, nessuno dei professori, perché non esisteva, sembrava quasi una bestemmia sentire parlare di biodiversità. Adesso invece per fortuna se ne parla molto. È importante questi aspetti, la biodiversità è diversa a seconda della rarità della specie, della fragilità che ha la specie, della sua rappresentatività. Ci sono specie target che sono più importanti di altre. Importante alla scala spaziale, ci sono animali come piccoli insetti che si muovono forse di 1 metro nella loro ciclo vitale e animali come i grandi carnivori che fanno centinaia di chilometri nella loro stagione e che quindi ai fini della biodiversità hanno una rilevanza diversa. Purtroppo per noi e per fortuna per loro la scala temporale e spaziale fra la gestione forestale e questi animali è diversa e quindi bisogna stare molto attenti quando si interviene in un bosco, perché quello che io sto pensando che vedo nel bosco in realtà devo calcolare che quel bosco lì vedrà il passaggio di specie che magari adesso non vedo ma che durante altre stagioni, durante certi momenti di notte, cose del genere, passano all'interno, quindi devo stare attento. Vabbè, i livelli di biodiversità vado veloce. Sono ovviamente di tanti livelli, la diversità genetica è quella che c'è tra le specie, la nostra, noi siamo uno diverso dall'altro pur essendo tutti uomini, scusate, maschi e femmine intendevo ovviamente, diversità tra le specie, quindi la composizione, la diversità ecologica, quindi gli ecosistemi, e la diversità dei cosiddetti ecocomplessi, cioè del paesaggio. Qua salto perché preferisco. Allora, quali sono le cose che ci possono interessare per la biodiversità, diciamo, all'interno della gestione forestale? La prima è l'importanza per la mescolanza delle specie. Un bosco che è formato da specie diverse è più biodiverso rispetto a un bosco formato da solo specie, dalla stessa specie. Quindi noi dobbiamo cercare di avere, compatibilmente con le esigenze ecologiche delle singole specie, ci sono specie che vivono meglio da sole, il faggio tipicamente, e specie che vivono meglio assieme ad altre specie, dobbiamo cercare di avere dei boschi il più possibile misti e strutturati. I vantaggi sono tanti ma non li vediamo, tanto poi per me vi rimane la traccia della presentazione. Poi vi faccio vedere solo 2 esempi, tanto per capirsi. Il bosco di abete rosso, in questo caso mai diradato, scuro, eccetera, nessuno di noi credo vada volentieri lì dentro, se no magari per cercare funghi o altre cose. E questo invece è un bosco misto in autunno con specie diverse, sia conifere, quelle più verdi più scure, sia latifoglie, stanno diventando gialle, arancioni e così via. Questo è un altro esempio, questo è un esempio fatto in Scozia, appunto quel bosco che poi loro stavano smantellando. È chiaro che c'è una differenza, e anche questo è fatto in Scozia, in un bosco diverso, una differenza fra un bosco di questo genere a sinistra, che è un bosco, tutte le piante tutte uguali, mai diradate, quindi con piante morte, eccetera,
e il bosco di destra dove ci sono piante che hanno di specie diverse, si intravedono latifoglie, i pali grossi sono delle conifere, Douglasia, diametri diversi da quelli più piccoli a quelli più grossi, che consentono, diciamo, di fatto di avere un bosco più diverso. Interesse per i grandi alberi di età avanzata morti. Qua faccio vedere solo delle foto, visto che ne abbiamo già parlato prima, tanti esempi, anche abbiamo già visto prima di specie. Questo è l'esempio che vi dicevo prima del dendroterma, l'ultimo arrivato sulla destra. Vedete che c'è una specie di piscinetta sotto, adesso vi faccio vedere l'ingrandimento. Ecco, in queste piscine naturali che si creano ci sono degli insetti, degli anfibi, eccetera, che vivono. Se io vado là e taglio queste due piante, è chiaro che riduco una nicchia ecologica che ci dovrebbe essere. Interesse anche per gli alberi grandi e morti. Questo era un collega forestale francese che vedeva un buco e ne metteva dentro la testa per vedere se c'era qualcosa dentro, a rischio che magari venisse fuori. Altri esempi, piante che sono strane. Questo è un abete rosso che era cresciuto probabilmente su una ceppaia, la ceppaia poi se n'è andata e lui ha messo giù dei trampoli per stare in piedi. È un abete rosso che è il simbolo di un parco nazionale ceca, mi pare. Questa è un'altra pianta monumentale. L'ultima è una pianta, questo è l'arice che c'è a Casera Campo, un pezzo fra un Sauris. Eravamo in uno dei corsi dei forestali, siamo andati a vedere questa cosa e tutti hanno voluto fare la foto sotto perché sono le classiche piante dove uno dice aspetta vado a fare la foto sotto. Sono anche importanti perché sono rifugio e nidificazione di varie specie, sono habitat per questi insetti, migliorano i cicli biochimici, vi faccio vedere tanto in maniera veloce, qua si vede, non so, i funghi, il formicaio che avevamo già visto prima, la pianta secca in parte in piedi, in parte per terra, la rinnovazione che cresce su una ceppaia che si sta degradando e lo stesso si vede qua, questa sotto è una ceppaia vecchia e sopra ci sono tutti i pinetti che in realtà sono degli abeti rossi. Faccio vedere qua si intravede la pianta, il seme è caduto, ha trovato un buchetto giusto nel legno che si sta degradando e quindi sta cercando di crescere lì e lo stesso qua si vede. E questo in questo caso invece è una latifoglia che ha beccato giusto il buco della ceppaia che si era degradata e lei crescerà lì dentro e se riesce a uscirne fuori nascerà e crescerà lì perché tra l'altro sono zone più protette dalla neve e così via. Vabbè, lasciamo perdere questa parte, vi faccio solo vedere le foto, che chiaramente dipende la dimensione della pianta e la specie. Ci sono specie, questo qui là al centro in alto è un pioppo e quindi nel giro di pochi anni si degrada. Quella a sinistra è un abete bianco che è lì probabilmente da 30 anni e se non cade per altri motivi sarà lì a lungo. Quindi sono tutte piante che rimangono. Curiosità, l'ultima a destra, perché quelli sono i corpi fruttiferi che abbiamo visto prima, che qualcuno si era fregato dal faggio, e sono corpi fruttiferi che stanno sempre, diciamo, perpendicolari al terreno. Quindi in questo caso si intravede che quel corpo fruttifero, quello più piatto, era probabilmente sulla pianta quando era in piedi, poi la pianta è caduta, lui è rimasto vivo e si è girato e quindi si è messo perpendicolare al terreno. Poi questa è una pianta con tante... Vabbè, le precauzioni, vado veloce perché ne parlerete penso la settimana prossima. Bisogna stare attenti se ci sono piante deperienti in popolamenti vulnerabili. Poi questo è un esempio del Pordenonese, che i primi attacchi di bostrico non dovuti a vaia ma molti anni prima, e dopo un po' è sparito tutto perché di fatto nessuno è intervenuto e lì c'è un problema. Bisogna stare attenti anche sull'aspetto paesaggistico, non lasciare queste piante in zone dove non si vedano o anche magari non lasciare alberi secchi troppo in maniera eccessiva che danno un'idea di disordine. Questo per finire. Non lasciare alberi a rischio per la pubblica incolumità. Di nuovo torno agli interessi per gli alberi con cavità che interessano anche ai fini del paesaggio, perché ci sono vari esempi. Questo sono io, mi hanno messo dentro in un buco, non sto facendo niente di strano, diciamo tra virgolette, che potrebbe sembrare, ma era una pianta talmente grossa, ma vai dentro che ti facciamo la foto. E sono tutte piante con cavità che possono essere utili, questo qua si intravede a malapena, però vedete è una sorta di condominio di picchi, ha 5-6 buchi di picchi a diverse altezze, qualcuno era abitato, qualcuno no. Importante è l'equilibrio tra la foresta e la fauna, perché la fauna può creare problemi alla rinnovazione. Vi faccio vedere anche qua solo degli esempi, una rinnovazione di larice che è stata grattata probabilmente dal capriolo per la grandezza, una invece un po' più grande che si è seccata perché qualcuno, appunto in questo caso fosse un cervo, è andato a grattarsi i palchi, la rinnovazione di abete mangiata, una rinnovazione di acero mangiata,
questo qua è un'altra specie mangiata anche quella, quindi diciamo tutte queste cose sono, diciamo, dove non c'è un equilibrio tra la fauna e la foresta possono essere dei problemi. Io la settimana scorsa ero in Piemonte, al Gran Bosco di San Bertin, e il tecnico che ci accompagnava ci ha detto: noi qua per 20 anni non abbiamo mai visto l'innovazione del abete bianco, perché qualunque cosa cadesse arrivavano i cervi, i caprioli e se la mangiavano, ma proprio tutto. Da 20 anni è arrivato il lupo, abbiamo risolto i problemi, si vedeva l'innovazione perché il lupo ha fatto la sua azione naturale, poi magari si mangia anche le pecore. Qua si vedono tanti esempi, ma quello che fa vedere quello in basso a sinistra, quello lì è solo un recinto, senza nessun intervento umano a parte del recinto. Dentro e fuori si vede bene come dentro la rinnovazione della rete e altre cose cresce alla grande, fuori non c'è quasi niente, sono questi cespugli perché siamo al Cansiglio, qua ci sono una densità di cervi forte e quindi vanno a mangiarsi tutto quello che si ritrova. Sto per finire, una specie che l'ultima parte che volevo fare, questi 3 minuti, è la biodiversità nel paesaggio forestale. Mi interessa farvi notare, diciamo, 2 cose. La prima è che non sempre le strutture naturali sono quelle più apprezzate dal pubblico e dai visitatori, e quindi c'è un problema, diciamo, che dobbiamo valutare. Lasciamo la libera evoluzione e andiamo verso strutture che non vanno bene al turista, a noi, visitatori, eccetera, o interveniamo per frenare l'evoluzione naturale e mantenere certi tipi di bosco. Questo è un esempio, il larice. Il larice, se viene lasciato, è tipico perché c'è il pascolo sotto, rinnova solo dove ci sono delle perturbazioni. Qua si vede che siamo sul bordo di un lariceto, sotto c'è tutto l'abete rosso che sta venendo fuori. Qua si vede ancora meglio, siamo con dei larici in inverno, quindi si perdono le foglie, e dall'altra parte si vedono i larici a monte e tutto l'abete sotto pronto. Se io voglio mantenere i lariceti devo intervenire o tagliando l'abete o tagliando il larice per creare delle buche, perché lui si rinnova solo dove c'è, dopo qualche disastro dove ci sono delle buche, e quindi devo valutare le 2 cose. Nel nostro piccolo Carso, pineta del Carso, questa è una foto di una pineta del Carso con le latifoglie sotto che sta spingendo per entrare. Voi andate dai cristini a dire: vi tagliamo tutto il pino perché qua c'è la foresta naturale e il latifoglio. Più di uno che si scandalizzerebbe e vi direbbe: ma siete fuori di testa. Ecco, quindi qua bisogna decidersi cosa vogliamo. Qua c'è un esempio di bosco artificiale ripiantato con tutte le protezioni per rinaturalizzare una pineta che in questo caso è stata tagliata completamente. Però sono delle valutazioni che noi dobbiamo fare. L'altra cosa importante è la prima parte, c'è una correlazione nella nostra mente fra la stabilità visiva e la qualità che noi diamo del bosco. Più il bosco è stabile, sempre uguale, e più ci piace in genere. Però più è uguale e spesso più è artificiale e meno biodiverso. Qua ci sono anche 2 esempi. In un caso questa è una riserva naturale dove si vede la pianta caduta per terra, tagli diversi così, e dall'altra parte questo qua è un bosco di pino silvestre, regolare, tagliato regolarmente, diradato, eccetera, eccetera. Credo che molti di noi, se devono andare a camminare, vanno nel bosco di destra, quindi nel bosco di pino, però è un bosco in realtà che è più artificiale o meno naturale rispetto al bosco di sinistra. Quindi bisogna valutare questo aspetto. Come si fa ad aumentare, e finisco, la biodiversità del paesaggio forestale? Garantire l'equilibrio fra le classi di età, cioè bisogna avere piante grosse, medie e piccole il più possibile. Questo aumenta la biodiversità sia a livello interno del bosco ma anche a livello spaziale, diciamo, del paesaggio. Garantire la presenza di radure. Noi forestali fino a qualche decennio fa trovavamo un buco di una radura nel bosco, piantare, perché non ci doveva essere nessuna radura nel bosco, perché doveva essere un bosco bello, finto, produttivo. In realtà adesso, per fortuna, la mentalità è cambiata e quindi radure come questo, dove c'è un acero, in questo caso in mezzo alla radura, non solo vengono salvaguardate, ma vengono anche, se possibile, aumentati. Il paesaggio cambia perché il bosco si evolve. In questo caso, ad esempio, è una foto che ho fatto sull'altopiano di Asiago. Ho avuto la fortuna qualche anno fa, ormai parecchio, di fare una visita forestale con Mario Rigoni Stern, e lui ci segnalava: ma vede qua durante la guerra ci menavamo con gli austriaci, c'era tutto pulito, perché adesso lui non riusciva neanche più a rintracciare le trincee né niente, perché il bosco si era evoluto. È un bene o un male, non lo dico. Poi anche questi qua sono boschi in invasione, sulle radure, le faccio vedere. A volte si tende a banalizzare un po' il paesaggio, cioè un paesaggio rispetto al paesaggio coltivato, l'invasione del bosco a volte crea, diciamo, dei problemi sotto l'aspetto paesaggistico.
Le radure contano molto e gli spazi per anche come aspetto di colore. Qui sono vari tipi di boschi, vi faccio vedere velocemente, dove ci sono delle macchie di colore, quindi è chiaro che mantenere questa articolazione è utile ai fini del paesaggio. Importanza anche dei margini delle zone di transizione, ne abbiamo già parlato prima, ve le faccio rivedere, perché ci sono una serie di piante, animali, fiori, eccetera, eccetera, che vivono solo nelle zone di margine delle radure, né nel bosco troppo fitto, né nel bosco, né fuori dal bosco, nelle zone di transizione. Quindi è importante, ai fini della biodiversità del paesaggio, mantenere queste radure. Vabbè, importanza anche per la rinnovazione, l'abbiamo visto sul perché tagliare le piante. Qua si vede una rinnovazione di abete sotto delle piante, perché siamo in un margine e lì ci sono le condizioni perché le piantine di abete riescono a vivere. Vabbè, è importante che siano nelle zone di transizione dei corsi d'acqua, in molti casi da noi si intende anche in pianura tagliare tutto, mentre la fascia tampone che c'è fra ad esempio un campo agricolo e un corso d'acqua è molto utile per filtrare tutte le schifezze che buttiamo, diciamo, nei campi spesso. E anche c'è la possibilità di aumentare l'articolazione del paesaggio giocando sui margini. Qua vedete un esempio, questo qua è un esempio di un bosco svizzero, dove si vede che l'uomo ha cambiato il paesaggio e alcune zone sono pascolate, quelle più gialline, altre sono sfalciate e il bosco ha avuto una cosa. E sotto l'aspetto paesaggistico comunque dà una sua articolazione. Poi ci sono cose come questa. Uno si può domandare, è un margine che vogliamo noi? No, non è nostra, questa qua l'ho fatto in Austria da un'autostrada, è un taglio di margine fatto in faggeta, però loro sono arrivati fino a un certo punto, però qua sono centinaia di metri di margine e non è una gestione sostenibile questa. Finisco con una provocazione finale. Da una parte vi chiedo se produrre legname è sempre ecologico. Questa in realtà è una foto un po' provocatoria, nel senso che è il risultato di un disastro molto più grave di Baia che c'è stato alcuni decenni fa nei paesi nordici, e hanno raccolto tutte le piante e le hanno messe su una ex pista di un aeroporto perché non riuscivano a smaltirle, quindi le hanno messe tutte, vedete, sono tutte piante tagliate a 2 metri, 2 metri e mezzo, sono tutte pronte, diciamo, per essere recuperate, però mi sembrava utile farvi vedere questo contrasto. Altri due contrasti, questa qua l'ho fatta da un autobus, quindi è un po' sfocata, taglio raso completo, però sono state lasciate qualche piantina secca, seccone, per la biodiversità. Anche questo non è in Italia, per fortuna, da noi non si vedono queste cose tendenzialmente, salvo eccezioni. Però ecco, questa è una foglia di fico, lasciare delle piante piccoline così, per dire ho lasciato della necromassa, si chiama, delle piante morte per gli insetti, per il picco, cose del genere, perché qua trovo un deserto. E finché non ricresceranno naturalmente o artificialmente le piante, sarà un problema. Altro esempio è un taglio, in questo caso dove si intravedono ancora i segni dei mezzi che saranno disboscato. Però anche da noi, nel nostro piccolo, questa cosa è una foto che mi aveva colpito, un signore si è risistemato una baita in montagna, in Carnia. Prima roba che ha fatto, ha chiesto l'autorizzazione a tirare via tutto il bosco dietro, perché siccome il bosco era esposto, era a sud e la casa era verso nord, senza quel bosco non riusciva a vedere neanche il sole, cioè il sole. E quindi prima roba che ha fatto, si è sistemato la casetta, ha tagliato le poche piante che c'erano davanti, ma ha chiesto e ha ottenuto di tagliare tutta la fascia di bosco a monte. Ok. Concludo con 3 o 4 affermazioni. La prima è che se siamo anche qua oggi è perché c'è un'aumentata attenzione del pubblico, in senso lato, dei cittadini, eccetera, verso gli alberi e le foreste. Per questo motivo il mondo forestale di cui io faccio parte deve anche essere un po' più aperto mentalmente, perché bisogna avere una valutazione di progettualità, eccetera, di comunicazione maggiore di quella che avevamo una volta. 30 anni fa, se io andavo in bosco, nessuno mi diceva niente, potevo fare i più grandi disastri, nessuno non dico se ne accorgeva, ma neanche nessuno veniva a dirmi niente. Se adesso si fa un intervento sbagliato, ci arriva subito la comunicazione, la mail, la segnalazione, il filmato, guardate che disastro, stiamo stati distruggendo il bosco e così via. È importante da questo punto di vista il ruolo che hanno le aree protette, quindi i parchi e le riserve, le aree di riserva forestale, ce ne sono alcune anche in regioni istituite in maniera informale come piano di gestione, le aree Natura 2000 e anche i boschi vetusti monumentali, che sono degli esempi di come il bosco, lasciato alla libera evoluzione, diventerebbe se non ci fosse il nostro intervento. E poi l'ultima cosa che voglio dire è che bisogna seguire le dinamiche naturali.
perché il bosco da una parte non accetta direzioni imposte da noi, ma neanche divieti. Faccio vedere due esempi. Questo è una pianta che si è mangiata nel segnale del CAI di un sentiero, un po' alla volta, e questa è una pianta che si sta mangiando il divieto di accesso, il divieto di transito, perché è un platano che probabilmente un po' alla volta si mangerà tutto. Ecco, quindi il bosco non accetta da noi nessun tipo di divieto, perché fa non dico quello che vuole, ma quello che la natura gli chiede di fare. Ok, ho già sforato anche troppo, finisco ringraziandovi. Pardon, ormai sono i finali. Le foto non sono tutte mie ovviamente, ma sono state fatte da altri. Ecco, volevano darvi un inquadramento generale su cosa vuol dire fare una gestione forestale sostenibile con l'ottica legata alla biodiversità. Non so se ci sono riuscito, ho sfondato un po' rispetto ai tempi che mi ero preparato, ma come sempre una cosa che passa da solo, un conto poi parlare in pubblico. Bon, sono qua a disposizione, sono già 10 alle 8 vedo, e quindi so che più o meno alle 8 quello che è andato via, però se insomma, in questi 10 minuti se riusciamo a dirci qualcosa, volentieri. Tanto grazie. Dimenticavo, vi ho portato, siccome faccio parte di questa associazione ProSilva, che è un'associazione di tecnici forestali che cercano, nate a livello europeo, di propugnare una silvicoltura un po' più sostenibile rispetto anche a quella che vediamo anche nella nostra regione. Abbiamo un librettino che fa vedere i principi di gestione da cui ho preso anche alcune idee. Quindi ve ne ho portati un po', se qualcuno è interessato se lo può prendere liberamente, non è che devo fare pubblicità all'associazione, ma solo perché vi consente forse di vedere certi concetti che io con tutta velocità vi ho fatto vedere adesso nella presentazione, anche qua trovate scritti, insomma, ho portato un'associazione attiva perché ho sbirciato sul sito, ci sono anche escursioni, c'è un bel po' di attività messa. Tra l'altro, come dicevo, nella mail siamo in contatto col CAI, con la TAM del CAI, perché in certi casi abbiamo due referenti nostri che lavorano con uno, il socio di ProSilva, che è uno dei responsabili della TAM a livello nazionale, per cercare di far passare dei messaggi che la gestione forestale non è uno proprio, ma dall'altra parte che la gestione forestale va fatta bene, perché sennò si possono creare dei problemi. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Avevi detto che ti dai un riferimento? Ah, della... brava. C'è... È questo, è un catalogo dei microhabitat degli alberi forestali. Se voi digitate su Google microhabitat forestali o microhabitat alberi, trovate questa cosa. È una guida tradotta dal tedesco, frutto di un progetto europeo di qualche anno fa, 2016, e c'è un disegno di tutte le possibili le cavità, come sono classificabili, le cavità nei tronchi, a che altezza, cioè sono una cosa. E c'è anche un'app che si chiama Microhabitat, che se vi serve, che vi consente di, se uno vuole vedere ma che cavità è, la trovo all'interno della. Quindi torno all'inizio, digitando appunto come il titolo è preciso tutto qua, però digitando catalogo Microhabitat troverete due pubblicazioni, questa è una dell'Istituto Svizzero, Federale Svizzero sulla gestione forestale, che è invece un librettino un po' più piccolo che spiega le cose. Maurizio? Sì, volevo capire una cosa, che non conosco questo mondo, ma vivendo in Carnia, io questi buoni propositi non li vedo molto ben applicati ultimamente, perché non so, c'è un problema, diciamo, della gestione ecosostenibile, c'è una differenza tra i boschi demaniali e quelli di proprietà privata, perché io vedo che i privati possono fare quello che vogliono, decidono di tagliare degli alberi che siano monumentali, nessuno dice niente, vedo dei tagli a raso, non so. Allora, Forestale può intervenire in questi casi? Ci sono delle differenze tra il bosco pubblico, quindi comunale o regionale, o il bosco privato, questo è evidente. Il bosco pubblico è costituito e gestito tramite piani di gestione forestale, che sono come i piani regolatori dei comuni. I boschi privati sono costituiti e gestiti senza piani di gestione forestale, che viene approvato dalla nostra direzione, quindi che viene valutato se quello che taglia è compatibile. Non vi ho fatto vedere, ma in regione Friuli Venezia Giulia
il bosco dicono che cresca per circa 1 milione di metri cubi all'anno di incremento, cioè la legna, se stanno tutti fermi, cresce di 1 milione e ne tagliamo 150, 160, 170 mila metri cubi. Savo arriva a Baia che ne butta giù 40.000. Il privato può fare non quello che vuole, ma seguire delle regole, che sono le regole del regolamento forestale, che è un regolamento che è stato creato, diciamo, a un livello basso. Quindi si può tagliare certe cose in maniera molto forte, si possono fare delle buche per esempio di 3.000 metri quadri all'interno dei boschi di abete, che quando è uscito il regolamento di 15 anni fa tutti dicevano ma questi qua sono fuori, ci distruggono i boschi e così via. Però è stata una scelta, diciamo, tecnica da una parte e politica dall'altra di consentire alla proprietà privata, diciamo, una certa facilità di utilizzazione. Poi è arrivato Baia, è arrivato il Bostrico, arrivano tanto delle altre disgrazie e questo aumenta le problematiche. È arrivato il cambiamento climatico, c'è già insomma da un po', e questo comporta ulteriori problemi perché spesso delle zone tipo di abete rosso a bassa quota in Carnia, Arta e cose del genere, lì l'abete rosso se non è già partito se ne sta andando tutto perché era fuori zona, ha resistito finché c'erano inverni un po' più freddi, estati non dico fresche ma insomma meno calde, e adesso estati come quelle di quest'anno, quelle di 2 anni fa, che hanno avuto diciamo, gli incendi a Resia, sul Carso e così via, sono devastanti perché sviluppano una serie di microrganismi patogeni che poi creano dei problemi. Quindi la risposta è non si gestisce tutto il bosco così, purtroppo, lo dico tranquillamente, si gestisce il bosco comunque secondo le regole che la regione si è data. E i forestali controllano questo, però se la regola mi dice che io posso tagliare 3.000 metri quadri su un ettaro, cioè 1/3 della mia superficie, la posso tagliare a raso perché è un tipo di bosco particolare per favorire la rinnovazione e cose del genere, se lo faccio noi non possiamo dire niente. Si può sanzionare, sanzioniamo noi anche, però sanzionare non è, non dico che sia inutile, ma una volta che uno ha fatto disatto sarebbe meglio prevenire piuttosto che curare. Una volta che il bosco è tagliato, quindi non è che si possa dire lo ricostituisco. A questo proposito i privati però dicono se io ho un orto e taglio ogni anno l'insalata nessuno mi dice niente, se io ho un bosco e lo tengo 130 anni per dover tagliarlo, perché devo essere a salvo il discorso del frane eccetera eccetera? Perché siccome al bosco si dà un valore che è maggiore di quello dell'insalata nell'orto per le funzioni che il bosco crea e ci garantisce, fin dall'epoca diciamo, minimo dalla nostra legge, era una legge del 1870, mi sembrano le prime leggi nazionali che già vincolava, e poi ancora adesso noi in Italia abbiamo una legge del 1923 che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, che è la 3267, che è la legge che ha imposto ad esempio il vincolo idrogeologico, per il quale in montagna se uno vuole farsi una casetta, vuole fare un qualcosa, deve chiedere l'autorizzazione. È una scelta fatta diciamo, a livello politico, quindi è vero, uno può tagliare il bosco, però deve seguire delle regole. Posso dire tranquillamente che per me le regole che noi abbiamo in regione sono troppo lasche, sono troppo aperte. Però è una scelta che l'amministrazione ha fatto, la politica ha fatto, e io come funzionario devo applicare quella. Il problema non è arrivare in bisogno di una casa e dell'invasione della boscaglia, non bosco, questo ricontorno che io so i soldi delle case. E lì invece, a parte il fatto che mi pare che dopo 20 anni bisogna cambiare il catastamento della particella. Se il prato pascolo passa a bosco, bisognerebbe fare. Usa bene il termine bisognerebbe perché Bisognerebbe. non lo fa nessuno o pochi, lo fanno solo magari quando c'è da fare la. È il discorso che avevamo iniziato prima, la francobolizzazione delle particelle. Già quando si vede la particella in catastro si vedono delle file, così vuol dire che è morto il vecchio, ha lasciato a 3, 4, 5 figli, è stato diviso, non come il Maso in Alto Adige. Quindi come si può fare per questi tratti di bosco abbandonati? C'è qualche cosa a venire per... Allora, in Italia c'è una legge del 1974 sulle terre incolte abbandonate che consentirebbe di intervenire sulle terre degli altri per una maggiore, diciamo, per una pulizia e cose del genere. Non è quasi mai stata applicata. Noi abbiamo una legge del 2010, la legge 10 del 2010, che favorisce il recupero dei terreni incolti abbandonati dando competenza al sindaco
di fare dei progetti, delle pianificazioni prendendosi anche i soldi dalla regione, come Astregna, con l'ASFO, eccetera, ma lì perché c'è un sindaco particolare, bene o male che sia un giudico, Astregna, che si dà da fare. E quindi lui ha più volte chiesto il contributo e in quel caso lì si cerca di recuperare i terreni, in particolare nelle zone che sono intorno alle case e cose del genere, perché veramente, come si diceva prima, se la superficie forestale nell'arco della mia vita è raddoppiata, in Friuli Venezia Giulia, vuol dire che da qualche parte certi paesi hanno il bosco che li opprime, quindi tagliare quelle piante lì non è un problema, anzi. La legge c'è, però consente di fare un intervento da parte del comune su questi terreni, ma ci sono due problemi. Uno, che i sindaci o i segretari comunali dicono aspetta un attimo, perché devo andare a casa sua, che lui è in Australia, se succede qualcosa poi mi denuncia, e quindi c'è una certa remora, tranne soggetti tipo Costregna che vanno avanti con dei carri armati, e dall'altra c'è un altro problema, che se io faccio la pulizia del bosco per recuperare un terreno, ma poi non viene gestito, nel giro di pochi anni torna alla boscaglia di prima. Quindi queste attività che sarebbero fatte per recuperare un'agricoltura di montagna vanno bene solo dove c'è qualcosa già che si insedia, già insediato che si insedia, che va a utilizzare quelle aree lì. C'è un esempio a Pinzano al Tagliamento dove il comune ha fatto la pulizia e ha dato in appalto queste aree a un'azienda locale che ha le capre, che produce formaggi eccetera, e con quello allora lì ha pulito l'area intorno al castello, quella lì rimane pulita, ma se lì l'avesse tagliato poi dopo non c'è nessuno fa nessuna attività, nel giro di pochi anni la vegetazione è più forte di noi. Gli alberi potrebbero crescere, se noi abbandoniamo questo edificio, nel giro di qualche decennio di anni, qua troveremo degli alberi, in giro si vedono tante alberi, si vedono piante che crescono dappertutto. E poi il problema è che quando tagliano adesso per sicurezza le piante sui bordi stradali, non c'è più il mantello, non c'è più l'orlo, è peggio di prima. Quello è un altro problema, bisogna valutare. Ho fatto un incontro l'altro giorno con due funzionari delle DR di Udine proprio perché i sindaci fanno le ordinanze, chiedono di pulire perché poi se cadono le piante il padrone del bosco ha delle rogne perché magari è caduto in testa a uno o ha distrutto una macchina, se non c'era anche qualche morto, però bisogna contemperare l'esigenza della sicurezza e della plurincolumità con l'esigenza di mantenere comunque una fascia. È uscita una legge legata al codice della strada 20 anni fa mi sembra, che diceva che per 50 metri dalle strade non ci devono essere piante. Un collega portesino, che è di origine pro-italiana, mi ha detto da noi l'ANAS provinciale ha cominciato malpusteria, 50 metri, quindi li abbiamo bloccati perché sai qual è la regola? Mai dare una legge italiana in mano ai tedeschi, perché noi le leggi diciamo che se ne freghiamo, ma le applichiamo con un po' di flessibilità mentale. Il tedesco si dice 50 metri fa 50 metri e quindi sono riusciti a bloccarli solo per quel motivo. Di quali piani tagliare e sostenibilità. Come vedi una strada forestale tipo quella di Mansainzera verso Grego, che è stata fatta consumando una percentuale relativissima di bosco e vantaggi? Allora, non conosco il caso specifico, no, l'ho visto, conosco tanti altri casi di strade forestali. Allora, in questa fase adesso siamo in una fase in cui la regione sta spingendo molto sulla viabilità forestale. Non dico se è giusto o sbagliato, comunque l'importante secondo me sarebbe fare le strade dove servono. Io ho visto l'altro giorno un progetto del Pordenonese che mi ha mandato un mio collega, dove sinceramente fare una strada lì, purtroppo c'è un contributo regionale al 100%, quindi se io faccio la strada a casa mia, che serva o non serva, non mi interessa tanto che paga il pantalone che è la regione. E questo secondo me è già un difetto. Noi quando stiamo istruendo adesso delle pratiche di viabilità forestale come ispettorato, non abbiamo ancora un progetto esecutivo, perché chiaramente lo fanno solo se sono finanziati dopo, e quindi diamo un giudizio sul progetto e poi dobbiamo dare un giudizio come vincolo geologico dopo, quando presenteranno il progetto. È chiaro che se io con la mano destra gli ho detto ti do i soldi, ma poi con la sinistra faccio un po' fatica a dirgli non lo fai più perché fai dei disastri ambientali, ma adesso che gli dovrei dare i soldi, non ho gli elementi per valutare se una strada può essere fatta o no. C'è stata tanta polemica anche a livello di CAI eccetera sulle strade in Gemona, quella che deve andare su agli stabili scritti eccetera, perché gira un parere mio che è contrario a quello che ha scritto un altro ufficio mio, per cui c'è stata anche di recente un'interrogazione in Consiglio regionale su questo, ma come è possibile che gli uffici regionali
In realtà io gli ho dato un parere sulla proposta che era stata fatta nel piano di gestione del Comune di Gemone per fare quella strada, ma io quella strada non ho ancora visto le carte, quindi quando arriveranno le carte si valuterà se quella strada è fattibile o no. Per quel che mi riguarda, se non è fattibile io non la approvo, non ho problemi. Il problema è che adesso si tende a dire che la strada non serve più per l'aspetto forestale. Una volta c'era un legame nel finanziamento fra quanta legna potevi portare fuori rispetto a quanto costava la cosa. Arrivederci. E quindi se non raggiungevi dei boschi un po' produttivi non facevi 10 km di strade. Adesso si parla di multifunzionalità del bosco e quindi anche delle strade, perché vai su a piedi, vai su quelle mountain bike, con le cose a pedalata assistita, se ci sono incendi vai a spegnere gli incendi sulla strada, eccetera, per cui si è aperto un mondo e si fanno delle strade anche dove, dal mio punto di vista, potrebbero non essere fatte, o dovrebbero non essere fatte. Però questa è opinione personale ovviamente, ma non ho problemi a dirlo. Come? Dipende dal direttore centrale e dal politico Zani, non so se il consiglio. No, diciamo i finanziamenti dipendono dalla giunta che mette ogni anno, decide se mettere 10, 100, 1000, 1 milione o 10. Il regolamento viene fatto dalla giunta, proposto dagli uffici evidentemente per i contributi, e quindi lì è un po' una contemperazione fra interessi diversi. Di cui l'interesse della salvaguardia del bosco dovrebbe essere, e dell'ambiente dovrebbe essere uno di quelli da valutare, non dico il solo, per carità, perché secondo me le strade in certi casi, ma non fate un esempio, ad Ampezzo, il bosco Bernone, che è stato pesantemente infrastrutturato con dei contributi 20 anni fa, quello era un bosco che non era accessibile dal lago di Saulis, molto bello, e dove si è potuta fare una gestione salvicolare sostenibile molto accurata. In altri casi di strade qualche dubbio ti deve venire, insomma, poi dopo sono valutazioni singole che fanno gli uffici. Poi abbiamo già Altre domande? se volete allora vi lascio poi, se qualcuno vuole prendersi la pubblicazione. Comunque lo tengo io, magari vi faccio girare. Ma no,